postino. E descrivi un pochino il tuo personaggio. Un bustino. Sì, ma in pratica di cosa ti occupi? Spetto lettere. E quindi cosa fai? Un bustino. Il tuo personaggio? Il mio personaggio è Giannuzzo Cainepicca. Quindi che ruolo interpreti praticamente? Il capofamiglia della famiglia Cainepicca. Cainepicca, Picchini e Cainepicca. E io sono la moglie, E questa bella moglie come si chiama? Maddalena, E che cosa fai in pratica? la casalinga. E ovviamente ci sono pure io, Pina, la figlia. Pina è semplicemente la musa, dormigliona e molto ma molto ma molto la medusa. Quindi voi siete la famiglia? Cainepicca. E io sono un bustino. Qual è il tuo personaggio? Io sono la madre di... Maddalena, vieni qua, casi mi l'oratorio che sono assistiva. Allora assistivamo. Sì, siamo belle. Lei è mia figlia e poi, ma nonché moglie il Rulagno Sazzo di Giannuzza. Vieni qua, Giannuzzo. Poi c'è anche mia nipote. E lì ho detto, mia nipote, vieni qua, Pina, vieni. No, questa è mia nipote. Quindi voi siete la famiglia? Cainepicca. E io sono un bustino. Tu interpreti più personaggi. Quali sono questi personaggi? Allora io faccio il Rosolino, un imprenditore terriero e un esattore delle tasse. E in più a tempo libero faccio anche il postino. E no, un bustino sogno io. Mostrami i tuoi personaggi. Beh, sì, come primo personaggio faccio il Becchino, la quale è una persona particolarmente sensibile e diciamo cerco di vendere bene il mio prodotto, infatti sono una persona particolarmente professionale. Come seconda parte faccio il macellaio, sono una persona particolarmente irascibile e mi piace tagliare carne quando è picca. E soprattutto un mio difetto personale è che odio particolarmente i polsini. E io non sogno più un bustino. Tu hai la bellezza di 3 personaggi, descriviceli. Dunque, io faccio 3 personaggi. Questi 3 personaggi sono il primo Don Tanino. Don Tanino è il classico padrone di casa che un po' tutti quanti vorrebbero, quindi è il classico padrone che ogni mese vuole regolarmente l'affitto. Poi abbiamo il secondo personaggio che è Francuzzo. Francuzzo è un personaggio abbastanza complessato, psicologicamente non ci sta proprio con la testa. In pratica non c'entra niente in tutta la scena, però c'è all'interno. E poi abbiamo Saruzzo. Saruzzo è un compare, il compare di Giannuzzo, praticamente un compare che è povero, ma così povero, più povero del compare che non ha neanche un euro per affocarsi. E io sono Mariella, la moglie, la comare, una signora dolce, tranquilla, serena, che si prende cura del suo maritino. Amore, me lo posso prendere un bicchiere di vino? Chi fa? Ta faccia che Tresana bottiglia! E quindi voi due in teoria siete? Saruzzo! E Mariella? E io sono un bustino. Siamo qui a Villa Bata all'Oratorio Don Bosco con i 2 registi di questa nuova commedia, Agostina Archinita e Cristiana Abate. Facciamo solamente un'unica domanda per poter così spiegare in poche parole questa commedia. Allora ragazzi, la morale qual è? La morale è che Se tutto va bene, siamo consumati! Fuerza del mar que se mete por tu vena, lo caliente del sol que se te metió y no te